che oggi vengono a presentare un attore culturale che è scrittore, autore, compositore, musicante, cantautore, un attore completo. Vi presentiamo a Gian Giacomo Andreani, benvenuti al Teatro Nostrale. Buongiorno a tutti e ringraziarvi per il vostro invito. Prima ci fatto una presentazione di strumenti di musica. Allora, voi come siete giunti a strumenti, a praticare strumenti a musica? Se a dire in due parole ciò che mi face marchiare nella mia vita è prima di tutto la passione di metà. Vuol dire la passione di Agorcica e provo a rendere a metà ciò che mi ha dato. Vuol dire ciò che se sono ciò che sono vidore di Atara, di Satara, e mi pare di avere un divero per via di Satara e su divero e di va conoscere e di sparta un po' come la conoscenza di ciò che si chiamano gli strumenti agropastorali, vale a dire gli strumenti di pastori, i pastori che sono sempre stati in noi centenati mica troppo maior, posto che faccio poco che erano sempre i re di Ferraggio di a vita paesana e questi pastori hanno portato mica solo a musica, a maniera di concepire, di fabbricare di vari strumenti, ma di noi ciò che c'è sotto, vale a dire una filosofia di vita, una maniera di campare e una poesia di tutti gli ordini, perché in Corsica non si può mica spiccare la musica di poesia. E anche poco guido che suona di uno strumento come la pirola o la pirna, solo in una montagna, quando tu suona faccio la poesia. Allora a me mi piace la poesia, mi piace la filosofia, ma di nuovo mi piace la musica come maniera di parlare di un'identità, di un popolo, che a parte di sua scrittura, a parte di sua maniera, ripeto, di campare, ha sa espressione particolare di sua musica e a me mi è sempre piaciuto questa maniera di essere in un mondo, perché penso che siamo in un mondo un po' sparta tra noi, tutti quanti noi siamo. Che siamo sempre, io penso che in giro a sommare che un Mediterraneo che si chiama un mare a mezza etare, siamo tutti vicini, ciò che ho provato a fare a momenti, di vedere che non c'è mica sfaranza tra i popoli, la sfaranza è una sfaranza che giunge dopo politica eccetera, al principio c'è una poesia, c'è una maniera di campare, c'è una maniera di vedere un rapporto umano per via dell'arte. E per me, quando io a promenarmi in certi paesi che sono ancora un po' chiusi, perché la gente non campa mica come noi, non riflette mica come noi, io posso dire che c'è una maniera di spartare il mondo in dire la poesia e la musica. Allora, per rispondere alla questione mi è sempre piaciuto e questa maniera di essere vicina all'arte e poi di nuovo su due che penso di avere per via di metà a rendere a metà ciò che mi dà tutti i giorni, questa bellezza maggiore, ciò di più da tempo di vigilare e di contemplare i nostri luoghi. E quando non si vigila i nostri luoghi si capisce subito che l'uomo corso è un uomo che è stato benedetto perché non solo ha la possibilità di vedere i meravigli della natura, ma di no, di ciò che è durante lo spirito che continua a suitare la sua strada nella nostra cultura, è un segno di spartire in questa natura, è un segno di conoscenza della natura e questa conoscenza della natura, quando lo si faccia uno strumento come i miei, ciò di interessarsi alla vita della natura per poter di nuovo fare questo strumento, perché alla fine di tutto
quando un musicante suona, si deve sentire un rumore, in 30 musica si deve sentire di nuovo un rumore di natura. E così io vedo ciò che faccio e ciò che posso dare all'altro, perché è sempre uno scambio tra l'universo naturale e ciò che l'uomo ha dentro il cuore, e qui che si può trasformare un'idea in musica, in poesia, e espressioni tradizionali corse è questo. E questo che mi interessa, di continuare sarti di l'oralità, di maniera di campare e di poter esprimere le sue idee in questi strumenti particolari che sono i primi strumenti dell'umanità che devono continuare a campare in un mondo d'oggi. A mezzo di smartphone e ho visto. E allora, se ti sempre stato bagnato dalla poesia, come voi dite, o... A me penso che ognuno ha la sua strada di vita, e io ho avuto la chance di dire a me, a gente che gli piaceva la poesia, il suo rapporto con la natura, e va a dire un piccolo segreto. Il primo che mi ha imparato veramente a scoprire la natura e a poter e sentire e parlare in natura è uno dei miei zii Maio, un fratello di un mio misciaro, babbo di mia mamma, che era pastore ma era muto. Si chiamava Giovanni, e come era muto e come tuttavia di poi giù una sensibilità particolare, e io che mi ha imparato a sentire parlare e a capire ciò che gli dicono gli animali, ciò che gli dicono gli arbori e i petri. E da gesuitato e mi ha imparato molti cose, e mi ha imparato soprattutto a mettere dentro ciò che faccio come musica, giusto appunto la respirazione primordiale che ci viene dall'universo, perché io conoscevo un po' ciò che chiama Platon la musica des sfere. Io mi ha imparato che era un po' mago. Mi ha imparato certe affari che la musica non è mica sfarante di un'arte magico, che in che musica si può fare una magia particolare. Dico mica una magia o senso che dipende nelle anti oggi, mica questa magia. E dico beh, a conoscenza di a natura, di a vita di natura, come da vive la natura e come noi siamo noi fatti di polvere di stelle a mezzo alla natura. Allora, se ti fai parte di un gruppo Caramusa, come è nata questa idea di fare questo gruppo? Prima a Caramusa abbiamo partecipato come fratello al canto gruppo corso, e poi dopo abbiamo fatto un altro gruppo che aveva faccia su strada in uno di guidi che era non conosco, e che questo gruppo si chiama sempre Diana dell'Alba. Abbiamo fatto Diana dell'Alba prima di va Caramusa, e Caramusa abbiamo fatto sempre in lo stesso spirito e di provare a mantenere anche per una società d'oggi che muore elettrica, non di mica numerica, su zone primordiali, su zone di strumenti anziani, perché quando si parla di strumenti anziani, corsi, si parla di noi di modi di questi strumenti, vale a dire i modi musicali. Non sono mica strumenti che sono strumenti moderni, sapienti, a senso di strumenti che ho imparato a un conservatorio, ho suonato di trompetta, ho imparato ciò che si chiama la musica savante, c'est-à-dire i modi moderni, i gammi moderni. No, gli strumenti
strumenti anziani, giusto appunto, sono strumenti, in francese si parla di strumenti diatoniques et de la musique modale. C'est une musique qui apparaît bien avant la musique moderne, c'est une musique, una musica che marcia in cui un mezzo tono, la musica normale c'è toni, mezzi toni, no, in no si va in questi strumenti anziani, una musica detta arcaica, che è una musica più composta non da modi anziani e soprattutto modi conosciuti come modi greci, vale a dire antichi. Noi abbiamo sempre questa tradizione di modi vecchi, greci, e voi due partecipate, contribuisce a che questi modi anziani si mantengono in un mondo d'oggi. La musica corsa oggi si sente nuove composizioni, creazioni, che sono fatte in questi strumenti d'oggi, ma i modi spariscono. Più si fa la musica in quei modi moderni, e più smentighiamo i nostri modi anziani. E io semplicemente voglio contribuire a che questi modi qui non siano mica smentigati, perché penso che il giorno che noi smentighiamo questi modi abbiamo da perdere la nostra identità. Faremo musica come l'altra. Come oggi si va in un mondo, si può andare a New York, a Honolulu, a Abu Dhabi, si vede gli stessi tavolini, gli stessi carrelli, gli stessi modi di decorazione, a me non interessa mica. La standardizzazione non interessa mica. Voi mica sento parlare di standard, e voi sento parlare di identità, mica il senso di ritorno, di protezione, di chiudatura, di chiudersi all'altro. No, a maniera di tendere a mano all'altro, passando per la poesia, per la musica, ma passando di nuovo per ciò che è i modi, ripeto, e a maniera di gamba all'uso corso. Penso che abbiamo un ore a sparte con l'altro, per via della nostra identità. La nostra identità è la nostra identità. Non siamo mica come l'altro, non siamo mica tutti fatti della stessa maniera, non campiamo mica della stessa maniera. Partecipando a questa maniera, a questa filosofia qui, si può dire che sparte la musica in questi strumenti qui contribuisce a dare all'altro a maniera di conoscere meglio la musica. Ma allora, con Caramusa siete una piazza maggiore in musiche tradizionali, ma c'è di una piazza per creazioni. Ma creazioni fatte in questi strumenti qui. Così manco. E anche meglio. Lo scopo non è mica di stare a Nantes a musica anziana, infatti in questi strumenti anziani. Perché quando noi abbiamo musica oggi in questi strumenti anziani, diventa musica moderna, fatta in questi strumenti antichi. E invece che mi interessa di noi è di mischiare il mondo d'oggi, numerico, elettronico, in questi strumenti, per dare prova che questi strumenti sono capaci a campare a mezzo all'altro. Non è mica perché sono anziani, che non sono mica capaci di parlare allo spirito, alla mente di gente d'oggi, anche meglio. Per non parlare e far nascere emozioni che sono impossibili a far nascere in questi strumenti moderni. E d'altronde, i primi tempi che voi avete giocato di questi strumenti, chi era la reazione di gente? Più sovente una reazione negativa perché la gente non crede nemica che in di noi c'è stato un momento dato una creazione in questi strumenti qui. Quando noi diciamo alla gente, sapete, i nostri antenati, quando andavano in guerra contro i genovesi, contro i francesi, andavano ai son di Caramusa. Comment? La cornemuse, mais c'est les Anglais, non.
peggio per l'uomo è l'ignoranza. L'ignoranza conduce a tutto, all'odio, alla guerra, a tutti ciò che, tutti i cattivi cose che noi vediamo oggi, l'ignoranza. Allora, c'ho sempre provato a imparare, e il modo per imparare è di lavorare. E beh, lavorando a conoscenza di questi strumenti qui, si lavora a una, ripeto, a una espressione sfarante. E questi strumenti qui conducono di noi a vedere un mondo di un'altra maniera, e questo mondo moderno, questo mondo che era guidato di agortica di forse tu una giovanetta, ma ciò di rammentarsi che al principio della nata 70, quando noi eravamo là, e che noi giungevamo in certi luoghi, che la gente ci diceva in Marvisa è una musica che viene mica corsa. La gente non si è mai andati a Garamusa, no, non c'è mai stato in corsa, non si è mai andati. La gente non credeva mica perché a suo tempo qui erano attopolati, la gente, da un'altra cultura che provava a imporsi e che passava a questa cultura qui per una forma di espressione più dolce, più fatta piuttosto per i turisti che per altra parte. Vale a dire ciò che chiamo io la ballade napolitana, fatta con i mandolini di chitarre e bon, allora può piacere a molti musicanti famosi in nord, ma io ho sempre pensato che ci voleva diventare e ci voleva far conoscere la musica corsa, mica né napolitana né, perché sa che ci siamo lampati. E diceva che parlava su senso di divisa di musica corsa, c'è tutta un po' di rabbia addosso, per avere usoffio, per tenere un colpo, per convincere la gente poco a poco che era così. Allora, un'altra parte a vostra attività si può dire la scrittura di noi. Io non faccio mica sfaranzi tra espressioni sfaranti, giusto appunto, ma mi considererei come un artigiano. Artigiano, a usanza anziano, di tempi di Giulio. L'artigiano, a questi tempi qui non si chiamava mica l'artigiano, si chiamava l'artifex. Vuol dire che è artista e artigiano, non c'è mica sfaranza. E perché dico questa affare qui? Perché se hai bisogno per far passare un'emozione, di adoperare uno strumento di musica, devi passare per la musica. Per un'altra maniera di far passare un'altra emozione, devi scrivere. O se no, devi prendere una camera, anche, e fare un po' di film, che è un lavoro di noi. Allora dico, non faccio mica separazioni, spiegatori tra certe maniere di spiegare, di far passare un messaggio che penso, allora può passare per la poesia, può passare per la scrittura, può passare per altre parti, ma la scrittura per me è importante perché mi dà la possibilità di noi di parlare della mia lingua, che è la mia lingua è la lingua di Ivalinchi, vuol dire di a mia piera, a me, come luogo, è Rocca di Vari. Quando si va da Cilaccia, quando in mare, in Uolim, si passa a ciò che era a terra di Valinchi, vuol dire a terra di Rocca di Vari. Rocca di Vari è un vestito della rocca, da due ordini i gonzi di Gorzido. È un paese particolare che, come gli altri paesi, tanta carità, tanta grazia di un paese come lo Scisola, in cui ci sono parecchi luoghi sfaranti, in cui si parla di noi di una maniera sfarante. E io di noi penso di avere la responsabilità di conoscere di noi meglio a me lingua, di sue particolarità.
mica solo il patrimonio musicale, ma di nuovo il patrimonio di ciò che si chiama, ciò che si può chiamare un nostro patrimonio collettivo, per via di a nostra maniera di, giusto appunto di noi, di capire un mondo, le relazioni tra i mondi differenti che si vedono e i mondi che non si vedono mica, ma che sono qui. I mondi di Anotti, i mondi di Uyorno, i mondi di Ulumu e i mondi di Ubuio. E tanto a mezzo a tutti questi mondi ci sono i pochi personaggi, e per esempio sul libro qui, che è il principio di una piccola evoluzione che da essa sviluppata nanta giusto appunto i personaggi di mondi fantastici di Agortica. Ciò che mi interessa è far conoscere i personaggi, cacciarli di smentigare in due occhi, perché di rivenissero all'attualità e che i cittadini, ma di noi più maggiori, possono conoscere meglio questi personaggi e ciò che è sotto questi personaggi, vale a dire la poesia di questi personaggi e poi di nuovo la realtà e la filosofia. Questo il libro parla di Vati. Quando si parla di Vati si parla di altri personaggi che sono in suo mondo, che sono gli strigoni, che sono gli streghi, che sono gli usurpatori. Sì. E forza Agostino, da lui a poco, adesso al secondo, che parla di Lorchi. Corsica, l'isola di Lorchi. L'orco, non è mica l'ogre francese, c'est pas l'ogre de Charles Perrault, l'orco gorso è sfarante, è un mago. Allora, è un'altra apertura, un'altra mondi sventigati che sono popolati da enti particolari e in due vivi gampa a filosofia di Agortica di noi. Perché, ripeto, parlare di questi personaggi può diventare nuove storie, ma tenendo i personaggi, per me vale a dire fa riflettere la gente a tanti problematiche d'oggi, ma pidando una maniera di vedere il mondo che è una mica tempo, che è fuori del tempo e che appartiene a un nostro patrimonio che circoleggia di poi migliaia e migliaia e migliaia di anni e che faccia anche per oggi di noi ciò che noi siamo. La conoscenza di suo patrimonio. Le storie anziane sono state fatte di noi per far imparare alla gente un'epoca